Siamo giunti alla ottava conclusiva corsa dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 3 anni in 12 al via. Non c'è un vero e proprio favorito, anzi corsa apertissima. In 12, come detto, 2 fili al completo, 1 Filosofia Grimm, 2 Fermellino, 3 Face to Face SBF, 4 Frullino, 5 Fandango sì, 6 Faisal dei Greppi. In seconda linea 7 Falcon Baldone, 8 Ferdi Very Nice, 9 Fedore K, 10 Furetto Jet, 11 Phantom P, 12 Franca Daghi. Macchina che comincia ad accelerare. La prima rottura è quella di Fermellino. Numero 2 Fermellino squalificato. Faisal dei Greppi sfila al comando nonostante la rottura numero di Fermellino. 9 Fedro e K Anche Fedro e K, debuttante, sbaglia. E così dietro a numero 7 Falcon Baldone squalificato. SBF, numero 8 Ferdi Very Nice squalificato. Serie di rotture in questa prima parte della gara con Face to Face che rimane all'esterno per l'inserimento di Filosofia Grimm in seconda posizione, 400 iniziali, 30 e 8. Al comando sempre Faisal dei Greppi, all'esterno Face to Face che si è adeguato. Lungo la corda è Filosofia, al largo c'è anche Furetto Jet che segue direttamente le mosse di Phantom P. 600 metri in 48 con la mossa in terza ruota ora di Frullino. Frullino avanza ma deve ancora superare Face to Face che ovviamente si oppone, lo lascia in terza ruota. Se ne vanno gli 800 in 1,3,5. Cavalli ora che stanno per completare il chilometro, sempre Faisal dei Greppi a condurre, 1,18,9 anzi il chilometro, 500 alla conclusione. All'esterno c'è sempre Face to Face SBF, Filosofia Grimm alla corda. Tornato in corda invece Frullino, siamo ora sulla curva numero 1 Filosofia Grimm la rottura squalificato. di Filosofia Grimm che conferma il trend delle ultime uscite, mentre al comando si presenta Faisal dei Greppi in retta d'arrivo. Face to Face prova ancora a spostare, Faisal dei Greppi però ha buon margine nel finale e conclude netto vincitore. Faisal dei Greppi in percorso di testa, Face to Face SBF al secondo, per il terzo forse il numero 12 di Franca Daghi riesce a emergere, ma ci sarà foto per il terzo posto. Il successo invece non sfugge a Faisal dei Greppi in sediolo VP dell'Annunziata che lo porta subito al comando per conto di Adrian Gioni e del signor Davide Zanetti.